Gods and the Wine, comincia la bella stagione, comincia le sere in cui si sta fuori benissimo e la voglia di estate esplode anche nei bicchieri. Non sempre ci sono bianchi rosati, a volte ci sono anche dei rossi. Ecco, il tuo vino che più incarna questo inizio di stagione, questa primavera-estate che sta per partire. Allora, tra i nostri vini sceglierei il Torre di Ponente, che è questo qua, che è un pinot nero però che per nostra scelta fa soltanto acciaio, quindi vuole essere un pinot abbastanza fresco, anche se comunque ha tutta la sua toscanità all'interno. Però è un pinot che anche se servito un pochino più fresco sta bene anche su un pesce, per dire, magari un pesce di prosciutto, certamente una cosa un po' più di intensa, struttura, però questo è insomma il nostro vino dell'estate. Effettivamente fresco, pimpante, questa nota di lampone appena di frutto, questa speziatura piccante, questo non fa legno né niente, solo è così, è proprio il frutto speziato di suo, Sì. Veramente intrigante, fresco, anch'io me lo immagino quasi proprio a bordo vasca, al piscino, bravissima. E invece ecco, qui lo sai, siamo qui, qui sta di casa Pier Angelini, c'è cucina, quindi siamo nel tempio della cucina italiana moderna, un abbinamento un po' esotico con un tuo vino esotico, insomma, diciamo perlomeno sulla carta. Poi dopo... Sulla carta. Allora, noi in realtà ci dilettiamo a casa, a me piace cucinare piatti un po' esotici, quindi diciamo che in genere quando si fa qualcosa tipo ravioli cinesi, così ci abbiniamo sempre appunto il Torre di Ponente, okay. Esatto, perché è quello che secondo noi ci si sposa Ecco, meglio. invece l'altro vino appunto che so, quello un pochino più Monteprimo, già abbastanza famoso e già abbastanza richiesto, la gente ormai lo richiede, questa cosa etichetta è rimasta in mente, un bel abbinamento ci immaginiamo con questo? Allora, noi lo consigliamo con un buon brasato, è un vino che ci può stare, su un brasato è il suo. Beh, c'ha una dimensione un pochino di lunghezza in più rispetto all'altro, punta su questa speziatura e sul tannino del Pinot Nero che è un tannino rognosissimo da estrarre, quindi bravi perché un attimo di più diventa un po' cattivo, un attimo meno sa di poco, questo è veramente preciso. Bravi, grande vino. Grazie mille, grazie.